L'economia del nord-est rallenta. Padova ha presentato alla presenza del ministro dell'economia Giovanni Tria il rapporto della Fondazione Nord-Est. Gli industriali preoccupati, il governo ci ascolti. Confindustria Veneto rinnova la sua disponibilità ad aiutare le popolazioni colpite dal maltempo. Il presidente Zoppas, la priorità ora è rimuovere velocemente gli alberi abbattuti. A 2 settimane dalla fine del Piave la situazione in Golena continua ad essere difficile, alcuni residenti sono costretti anche a rimanere fuori casa ed intanto in azione gli sciacalli. Nelle ultime 2 settimane di novembre in arrivo un salasso fiscale per cui il Veneto verserà nel complesso 5 miliardi di euro di tasse. A Padova Confapi lancia una provocazione, pagheremo il reddito di cittadinanza del Sud. Storie di dolore e disperazione a Marghera, dove da questa mattina un 57enne disoccupato è rimasto senza casa, ho pensato di farla finita, racconta. Un giro di droga tra giovanissimi è stato scoperto dai carabinieri di Padova dopo la segnalazione di una mamma ad insospettirla le minacce arrivate sul cellulare del figlio minorenne. Sono arrivati a Palazzo Chiericati a Vicenza le 53 opere della mostra evento Il Trionfo del Cuore. Fervono i preparativi per l'inaugurazione il 22 novembre. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, quindi in primo piano l'economia, segnali di rallentamento della crescita, si stanno registrando anche a Nord-Est, a Padova, presentato alla presenza del Ministro dell'Economia Giovanni Tria il rapporto della Fondazione Nord-Est. Gli industriali preoccupati, il governo ci ascolti. Il primo segnale d'allarme era stato lanciato dalle Confindustrie di Padova e Treviso, adesso Veneto Centro. Crescita rallentata nel terzo trimestre, infrenata l'export. Non c'è pessimismo tra gli industriali del Veneto riuniti in università a Padova per la presentazione del rapporto della Fondazione Nord-Est. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono tornati a tirare nel 2017, ma la sfida, alla luce dei segnali più recenti, passa dalla capacità di innovazione e formazione di capitale umano. Davanti alla platea di industriali e al mondo accademico, il ministro dell'economia Giovanni Tria difende la manovra. Il dialogo con l'Europa resta aperto, ma il governo va avanti. Con la risposta inviata alla Commissione europea l'altro ieri, il governo ha ribadito la sua posizione in merito alla strategia che intende perseguire per rilanciare la crescita in Italia. Da una parte si intende proseguire il dialogo con la Commissione, ma dall'altra dobbiamo anche lavorare concretamente a rendere efficaci le misure che abbiamo disegnato o che si stanno disegnando per supportare la nostra strategia. Agli industriali spiega la strategia in atto per potenziare gli investimenti pubblici, il ministro Tria, ma gli industriali, nonostante alcune aperture di credito, ribadiscono la loro preoccupazione. C'è poca attenzione verso quelli che sono i corpi intermedi e questo è estremamente grave perché di fatto non si tratta di quelle elite, che poi non so cosa siano, delle quali si parla tante volte, si tratta di imprese concrete che chiedono attenzione concreta. La politica dovrebbe avere una visione che deve essere una visione a medio-lungo termine, non l'immediato, non il consenso di oggi. E a creare ulteriori preoccupazioni sono i dati che arrivano dalla Germania con la frenata del PIL nel terzo trimestre. Nord-Est e Germania effettivamente hanno un rapporto strettissimo e perciò dovrebbe esserci da parte di tutti i governi, ma in particolare del nostro, ricordiamoci che comunque se lo spread si alza, se il costo del denaro è più elevato, ci sarà meno disponibilità per fare interessi da parte delle aziende. Ed ora torniamo a parlare del maltempo di fine ottobre. Oggi il presidente di Confindustria Matteo Zoppas ha ribadito l'impegno degli industriali per aiutare la montagna bellunese e ha spiegato come la priorità sia la rimozione del legname. Sentiamo. Da più di 2 settimane sulla montagna veneta si lavora per cancellare le ferite causate dall'ondata di maltempo di fine ottobre. Cittadini, istituzioni, volontari che non si fermano per riparare quello che acqua, fango, vento hanno distrutto prima che inizi la stagione invernale. In questa corsa contro il tempo anche Confindustria Veneto sin da subito si è detta pronta a fare la propria parte. Il presidente Zoppas ha ribadito l'impegno dell'associazione che sta attendendo una graduatoria delle gravità per poter intervenire laddove ci sia necessità, ma la prima priorità
responsabilità è già stata individuata. Oggi ciò che è più importante di tutto, Federlegno è sul pezzo, abbiamo chiesto e ci hanno chiesto di essere al tavolo dell'urgenza sia come Federlegno che come Confindustria per poter aiutare lo smaltimento di tutto il legname che c'è, che non è solo una questione fisica o di rischio idrogeologico che si può causare, ma che si può creare, ma anche una questione sanitaria, perché ci sono alcuni batteri, virus, quello che è, che si possono sviluppare da qui a 6 mesi. È già stato attivato, spiega il numero 1 degli industriali veneti, il PGE, piano nazionale già attuato in occasione del terremoto in Abruzzo, con le aziende che si mettono a disposizione offrendo i propri servizi, e in tal senso va l'appello di Zoppas. Un appello a tutti gli imprenditori a contribuire in modo fattivo a tutte le richieste che verranno fatte. Un secondo appello Zoppas lo fa agli imprenditori perché continuino a donare attraverso i canali istituiti dalla Regione Veneto, e con la nomina poi del governatore Zaia commissario straordinario, conclude il presidente degli industriali veneti, si farà un ulteriore passo in avanti. Il governatore della regione Luca Zaia credo che sia un'autorevolezza necessaria e un livello di autorevolezza necessario per aumentare l'efficienza, l'efficacia e la rapidità, chiamiamola anche autonomia se vogliamo. A 2 settimane dalla piena del Piave la situazione in Golena continua ad essere difficile. Alcuni residenti sono costretti ancora a rimanere fuori casa ed intanto in zona stanno girando anche gli sciacalli. Un'ondata di fango e acqua hanno sommerso le case della Golena del Piave. A 2 settimane da quel giorno si continua a pulire per cercare di sistemare, ma alcuni residenti sono ancora ospitati da amici o parenti con le case assolutamente inagibili. Sabrina, che abita in via Grave Ponte, ripercorre quei momenti di paura. Verso le 4:30 sono venuti i vigili con l'ordine di sgombero. Siamo state ospitate da amici e parenti, dove siamo tuttora. E il giorno dopo avevamo l'acqua fino al 2° piano, perciò tutto quello che avevamo portato su per cercare di salvare abbiamo perso quasi tutto. Un evento, così racconta, non l'avevamo mai visto. Mia madre l'ha visto nel 66, però dice che così non l'ha mai visto, anche perché nel 66 ha rotto gli argini, perciò anche se usciva dai balconi sopra è rimasto 2 orette, qui è rimasta 48 ore anche l'acqua di sopra, perciò la casa è diventata invivibile e inagibile. Mobili, utensili, tutto è stato sistemato fuori dalla casa per cercare di pulire. Il risultato è stato l'arrivo degli sciacalli. Oltretutto ci sono stati sciacalli che prendevano le cose che la gente della Golena buttava fuori. Il comune è stato informato, almeno da me, e io al momento non vedo niente. Sabrina chiede di poter affittare una casa per poter almeno passare l'inverno. I danni che ha subito la sua abitazione sono davvero ingenti. Alcuni professionisti che ad occhio hanno visto parlano di 150-180 mila euro solo alla struttura. Qui in Golena noi paghiamo le tasse, l'energia, il gas, come tutti. Le cose adesso non devono chiarirsi una volta per tutti, non solo per me ma anche per tutti gli abitanti delle Golene, perché vivono dentro, pagano le tasse, pagano tutto e credo che abbiano diritti come tutti. Continuiamo a parlare del maltempo, ma questa volta nel veneziano il conto dei danni sulla costa supera i 30 milioni. 15 milioni di euro perduti per le migliaia di metri cubi di spiagge erose, altri 2 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti spiaggiati tra Bibbiona e Rosolina, e un'ulteriore quindicina di danni alle attività private, principalmente stabilimenti marittimi, ma anche il ponte a pedaggio tra Jesolo e Eraclea. Ammonta quindi a circa 32 milioni il costo della devastazione portata alla costa veneta dall'ondata eccezionale di maltempo di 2 settimane fa. La stima, ancora parziale, è stata elaborata dai tecnici della Regione, che ieri hanno accompagnato il vicegovernatore Gianluca Forcolina all'incontro con i sindaci del litorale. Presenti i primi cittadini di Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Caorle, San Michele al Tagliamento e Portoviro. Le amministrazioni comunali sono state invitate a preparare nel minor tempo possibile una relazione dettagliata dei danni registrati in ogni località, da consegnare poi al neocommissario per l'emergenza in Veneto, il governatore Luca Zaia. Il governo ha promesso di stanziare per la nostra regione circa 250 milioni di euro, informa Forcolin, da destinare principalmente al Bellunese e all'altopiano di Asiago, che hanno subito i colpi più duri.
Una parte importante di queste risorse, assicura il vicepresidente, arriverà però anche alla costa. Alla gara di solidarietà, che ha già portato i veneti a donare oltre 1 milione per il sostegno alle popolazioni colpite, si è aggiunto frattanto anche il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ieri ha deciso di dare la possibilità ai propri dipendenti di poter dedicare un'ora del proprio lavoro al sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali e contestualmente mettere a disposizione le nostre strutture tecniche e amministrative ai comuni che dovessero averne bisogno per espletare le loro pratiche amministrative, perché evidentemente ci sarà un carico di lavoro straordinario per piccoli comuni. Siamo alla cronaca, 6° decesso ieri per virus West Nile in provincia di Rovigo, ne dà notizia oggi l'ASL 5 Polesana. La vittima, Claudio Bazzana, è residente a Rovigo, aveva 61 anni, le sue condizioni erano compromesse da una grave patologia del sistema immunitario, da molti mesi veniva curato per una forma neuroinvasiva del virus ed era ricoverato nella divisione di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Rovigo. Si tratta della 19ª vittima per complicazioni del virus in Veneto dall'inizio dell'emergenza nell'estate di quest'anno. Nelle ultime 2 settimane di novembre è previsto un tour de force fiscale per cui il Veneto verserà nel complesso 5 miliardi di euro di tasse e da Padova Confapi lancia una provocazione: pagheremo il reddito di cittadinanza del Sud. Nelle ultime 2 settimane di novembre più di 1 miliardo di euro abbandonerà tasche e portafogli dei contribuenti padovani per saldare varie scadenze fiscali. Se allarghiamo lo sguardo all'intera regione, poi la cifra sale a 5 miliardi, quindi, secondo la provocazione lanciata da Confapi, in 15 giorni il Veneto pagherà il reddito di cittadinanza all'intero Sud Italia. È chiaro che non sono i soldi di oggi che andranno a pagare tutto il reddito di cittadinanza del Sud dell'anno prossimo, perché i numeri questi sono, però è il concetto, no? Cioè, attenzione che qua c'è qualcuno che lavora e produce reddito e paga le tasse e questi soldi poi in parte verranno dati a chi non lavora e avrà un reddito senza produrre, il che è una condizione magari locale di difficoltà, ok, ma i sistemi per migliorare questa situazione di sicuro ce ne sono di diversi. Il tour de force fiscale inizia il 16 novembre, 2 settimane in cui si condensano il versamento dell'IVA per il mese di ottobre per il terzo trimestre dell'anno, quindi il versamento delle ritenute IRPEF di dipendenti e collaboratori e a seguire a conti IRPEF, IRES, IRAP e invio telematico del modello Uniemens. Non è solo un problema di pressione fiscale ma anche di adempimenti burocratici. Da noi un imprenditore medio effettua in un anno 15 versamenti, 6 in più di un tedesco, 7 in più di un inglese, 9 in più di uno svedese. IRES e IRAP sono entrambe tasse sulle aziende. 2 moduli diversi, 2 tempi diversi. Perché non accorparle? E quindi l'IRES diventa una parte dell'IRAP e almeno c'è un adempimento solo con un conteggio solo da fare. Noi abbiamo vari periodi dell'anno nei quali si sommano sistemi per pagare tasse che hanno moduli diversi, destinatari diversi, modalità diverse e questo è davvero qualche cosa che ulteriormente rispetto alla tassazione già molto alta in Italia appesantisce il lavoro delle imprese italiane. Ed ora vi raccontiamo una storia di dolore e di disperazione che ci porta a Marghera, dove da questa mattina un 57enne disoccupato è rimasto senza casa. Il servizio. Volevo suicidarmi. Volevo andare qui strada e buttarmi giù sulla macchina, e buttarmi giù. E non so dove andare. Massimo, 57 anni, ex idraulico, da stamattina sfrattato per morosità incolpevole per non aver pagato 14 mensilità per l'affitto di casa, qui al primo piano di via Ferrara 16 a Marghera. Qui le istituzioni non esistono, sono andato anche al patronato, sono andato alla chiesa, sono andato anche dal sindaco e il sindaco assolutamente non mi ha detto nulla, mi ha lasciato così come che mi vede. Adesso sono per strada e non so dove andare. Mi sono rivolto a tutti, anche la Caritas. Cosa le hanno detto la Caritas? La Caritas, anche loro, mi hanno detto che non posso fare niente. Non posso fare niente.
Disoccupato da oltre 2 anni, è riuscito a pagare l'affitto con i quasi 500 euro di pensione di reversibilità della moglie. Da maggio scorso, pur essendosi rivolto alle politiche per la residenza del comune, non ha ricevuto alcun aiuto. E loro mi hanno detto che con 499 euro potevo vivere. Praticamente però mi hanno detto che anche con 250 euro una persona può vivere. Non so se è giusto questo delle istituzioni che ci sono qua. Ma lei ha fatto presente che aveva lo sfratto? Certo, certo, è da 6 mesi che vado avanti e mi mandano sempre da una parte e dall'altra. Ora tutto quel che resta della sua vita è racchiuso in questi borsoni, insieme al dolore e alla profonda prostrazione di ciò che in casa non avrebbe voluto lasciare mai. Le foto della moglie, anche i dischetti del matrimonio, tanta roba, tanti ricordi. Fortunatamente a occuparsi di lui la consigliera di maggioranza Silvana Tosi, l'unica a fare opposizione in seno alla maggioranza stessa. Le fiamme gialle veneziane hanno arrestato a Marghera un richiedente asilo per spaccio di stupefacenti. Mercoledì sera i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno arrestato a Marghera un immigrato di origine africana in possesso di circa 1,5 etti di droga. Il giovane, richiedente asilo nel 2011, stava percorrendo in bicicletta via Rizzardi quando è stato affiancato da un'autovettura i cui occupanti con ogni probabilità erano alla ricerca di stupefacenti. Gesti che non sono passati inosservati a una pattuglia dei Baschi Verdi che stava perlustrando la zona in auto. Alla vista dei finanzieri il conducente dell'auto ha frettolosamente ripreso la sua corsa, ma è stato intercettato e sottoposto a controllo poco dopo. Aveva 45 grammi di marijuana tenuti in una tasca dei pantaloni, insieme a varie banconote di piccolo taglio e 3 telefoni cellulari. L'operazione è continuata nell'appartamento di Marghera utilizzato dal ragazzo, dove in seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti altri 105 grammi di marijuana nascosti in uno zaino e oltre 3.000 euro in contanti, più un taglierino, carta argentata, bustine di plastica e 2 bilancini di precisione. Ancora a cronaca, ma questa volta ci spostiamo a Padova. Un giro di droga tra giovanissimi è stato scoperto dai carabinieri dopo la segnalazione di una mamma. Sono stati i messaggi di un misterioso mittente che chiedeva minacciosamente soldi, scoperti dalla madre di un minorenne di Veggiano sul cellulare del figlio, a portare a galla, dopo la denuncia ai carabinieri di Mestrino, un giro di droga tra giovanissimi. L'indagine dei carabinieri si è conclusa con 4 denunce. Le minacce scoperte dalla mamma sul cellulare del figlio arrivavano tramite la fidanzata minorenne di un 22enne che reclamava il pagamento di 100 euro per della droga venduta. Le perquisizioni in varie abitazioni dei soggetti coinvolti hanno portato al sequestro di decine di grammi di hashish e marijuana e, come detto, a 4 denunce per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane che reclamava il pagamento e la sua fidanzatina dovranno anche rispondere di estorsione. La polizia locale di Schio ha fermato un giovane accusato di essere evaso dai domiciliari per organizzare una spedizione punitiva. Schio, la polizia locale ha arrestato un 19enne di origine straniera per evasione, lesioni, rapina ed estorsione. Il giovane infatti è accusato di essere evaso dagli arresti domiciliari, dove era con l'accusa di aver spacciato davanti alle scuole per organizzare una sorta di spedizione punitiva nei confronti di un ragazzo che aveva fornito informazioni alla polizia locale. Attirato in un luogo appartato era stato picchiato dal 19enne e da un minorenne fino a rompergli il naso. Gli era stato portato via anche il telefono cellulare, poi ritrovato a casa di un amico, anch'egli minorenne. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Siamo a Venezia, la Regione conferma il progetto Stacco dopo gli ottimi risultati e dal Presidente per il Centro Servizi Volontariato di Venezia arriva un appello. Il progetto Stacco, cioè l'intervento anche sul volontariato, è un intervento che dà delle ricadute notevoli in termini di positività. Basti solamente pensare
che l'investimento fatto in questi anni è all'incirca di media di circa 400.000 euro e ha prodotto un valore aggiunto indotto anche grazie al volontariato di circa 3 milioni, quindi un moltiplicatore di quasi 10 volte delle somme investite. I numeri parlano da soli. Il progetto Stacco, nato per coordinare le realtà attive nell'ambito del trasporto sociale e nel contrasto delle marginalità, si è rivelato utilissimo, grazie anche alle centinaia di volontari che si mettono a disposizione per trasportare anziani, persone sole, disabili e malati oncologici. Il servizio è più percepito e quindi la gente arriva e si rivolge in misura maggiore ai centri di servizi di volontariato che fanno un po' da raccordo di tutte le varie associazioni. Il problema è che non riusciamo neanche ancora a rispondere all'intera domanda, perché la domanda sarebbe ancora superiore. Il progetto coinvolge le province di Belluno, Treviso, Verona e Venezia e proprio il CAV CSV di quest'ultima ha ruolo di coordinatore. Ma se molto è stato fatto finora, triplicando le aspettative, l'obiettivo ora è creare una cerniera diversa tra le associazioni, la regione e tutte le istituzioni, perché in modo tale da poter dare una risposta più completa a tutte le necessità che sono state presentate. Basti semplicemente calcolare che attualmente il progetto Stacco nella provincia di Venezia viene garantito per circa un terzo delle domande. Da Venezia a Treviso una grande delusione, così la Polisportiva Casier commenta il no ricevuto da Casugana al campionato italiano di maratona sui pattini che si era aggiudicata per la prossima primavera. Troppo impattante sulla viabilità, dice il sindaco, e l'evento è stato cancellato. Per Treviso era ormai un appuntamento fisso in primavera, quello con il Roller Day e con il mondo dei pattini, tanto che la società organizzatrice, la Polisportiva Casier, dopo 10 anni si era vista assegnare dalla federazione il campionato italiano di maratona con una data già fissata, il 19 maggio del 2019, in cui in città dovevano arrivare atleti da tutta Italia e anche dall'estero. Ma l'evento non si farà, l'amministrazione comunale ha di fatto detto no, troppo d'impatto sulla viabilità cittadina, provvedimenti come la chiusura del PUT per ben 5 ore. Alla Polisportiva è stato chiesto un taglio drastico dei tempi. Ridurre a 3 ore, diciamo così, l'evento, ma l'evento era a 3 ore, voleva dire naturale, non aveva più quei connotati, diciamo così, che noi non avevamo fatto tutti questi anni. Il sindaco Conte si dice dispiaciuto ma non torna indietro. Nulla contro il pattinaggio, ma è proprio una questione logistica. Tante associazioni del territorio ci avevano manifestato qualche perplessità perché i disagi che la chiusura del PUT comporta sono veramente purtroppo troppi. Senta, ma possiamo pensare che si inauguri una nuova stagione di selezione un po' delle manifestazioni che arriveranno in città? No, guardate, le manifestazioni sono davvero tante e la selezione ha riguardato pochi. Stiamo cercando, come nel caso della Treviso Marathon, di trovare soluzioni alternative per alleggerire i disagi all'interno del centro storico, perché tra manifestazioni culturali e manifestazioni sportive il calendario sta diventando importante, addirittura a volte troppo importante, e i disagi prevaricano i vantaggi. Resta la delusione della Polisportiva, che vedeva nella possibilità di portare a Treviso il campionato italiano un premio per il lavoro svolto in questi anni e una vetrina importante per la città e questo sport. Occasione persa, impensabile, conclude il presidente, trasferire l'evento altrove. Ci vuole del tempo, bisogna trovare una città che abbia dei contenuti, diciamo così, sulla falsariga di quello che ci offriva la città di Treviso, e non è facile, però ormai bisogna parlarne fra 2 anni se esistono questi passaggi. Al momento diciamo che siamo costretti a rinunciare perché appunto non ci sono i parametri per poter proseguire. Sono arrivati a Palazzo Chiericati a Vicenza le opere della mostra evento Il Trionfo del Colore 53, fervono i preparativi per l'inaugurazione. Annunciata la mostra evento Il Trionfo del Colore prende forma a Palazzo Chiericati. Ecco le casse, 53 per l'esattezza, per 53 opere che saranno esposte nelle sale del palazzo, già opera d'arte realizzata dal Palladio. Dopo giorni di viaggio avvolti in materiali che ne mantengono la temperatura, i quadri riprendono vita. Con delicatezza vengono appoggiati e spogliati per poi trovare collocazione nelle diverse sale. Alcuni sono già appesi alle pareti, altri troveranno posto. Si lavora velocemente, l'inaugurazione il 22 novembre
settembre, apertura al pubblico il 23, sono già alle porte. Per l'occasione sono state recuperate anche alcune sale prima inutilizzate. Il lavoro che ne viene fuori è di livello molto importante, di qualità, con sorprese anche perché ci saranno oltre i quadri delle sculture, ci sarà la possibilità di vedere la scala originale dell'opera di Andrea Palladio e quindi una mostra che valorizza ancora di più il nostro monumento palladiano. Ed ora una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione. Armato di coltello ha aggredito un uomo di 44 anni, lo ha colpito con un pugno al volto e rapinato del telefono. È successo a Verona, la vittima ha chiamato la polizia e gli agenti delle volanti hanno bloccato a poca distanza il malvivente, un 28enne veronese senza fissa dimora. Prima di lasciarvi vi ricordo questa sera 20:10 in studio Simone Scarabelle, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Ed è proprio tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sulle Veneto locali foschie o nebbie al mattino, sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso e con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 4 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 9 e 12 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 3 e 6 gradi. Massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per nubi basse e locali foschie al mattino sul Trentino. Temperature minime tra 3 e 5 gradi. Massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.